Un lungo faccia a faccia tra il presidente della provincia Sergio Giordani, che insieme al vicepresidente Vincenzo Gottardo e l'assessore alla mobilità del comune di Padova Andrea Aragona ha incontrato a Palazzo Santo Stefano l'amministratore delegato di Bus Italia Veneto Gino Colella e i suoi tecnici. Una riunione chiesta per fare il punto sulla crisi che sta coinvolgendo l'azienda che ha in appalto il trasporto pubblico locale con ritardi e corse cancellate. Sergio Giordani ha chiesto delle garanzie, che i tempi siano duri e che lo siano per tutte le aziende di trasporto pubblico locale è un dato chiaro e indubbio. Prima la pandemia da Covid, ora il caro carburanti e le perturbazioni economiche globali legate al conflitto in Ucraina pesano inevitabilmente sui bilanci di questa società. Dice Giordani: io per le cittadine e i cittadini della provincia di Padova voglio affrontare questo tema nel rispetto delle norme di legge e nel perseguimento della qualità del servizio, che deve essere mantenuta e migliorata anche per dar seguito agli impegni assunti dall'azienda verso il territorio, ha scritto in una nota Giordani a termine dell'incontro. L'ente di governo è disponibile nel condurre un confronto concreto nel risolvere i problemi nell'interesse dei cittadini, ha ribadito Giordani. Nel frattempo in alcune fermate sono stati installati gli indicatori dei tempi d'attesa.